Buongiorno e benvenuti a Focus TG. Come sempre trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le notizie, tutte le ultime novità che provengono dal Veneto e con collegamenti in diretta dalle redazioni di tutte le province della nostra regione. Apriamo questa edizione con la tragedia che si è verificata la notte scorsa a Mestre. A perdere la vita è un giovane che è stato travolto da un treno mentre attraversava i binari di notte. Ci sono delle indagini in corso, noi siamo in collegamento, in diretta in questo momento con Anna Maria Parisi, che vedo proprio nei pressi dei binari. A te la linea, Anna Maria. Sì, buongiorno Filippo, è proprio qui che si è consumata la tragedia sabato notte, poco prima o intorno alla mezzanotte. È qui che Manuel Tripargoletti, 25 anni, di Catanzaro, ha perso la vita travolto in pieno mentre con l'amico 23enne rimasto ferito e questa mattina dimesso dall'ospedale di Mestre è stato travolto in pieno. Avevano lasciato la macchina qui in questa strada a cavallo tra via Rossetto e via Paganello per attraversare, non si sa bene per quale motivo, sembra per raggiungere uno sportello bancomat da cui effettuare un prelievo che non è mai stato fatto, e hanno attraversato questo passaggio che per la verità è comunque chiuso con il lucchetto. Vediamo, ci sono dei cancelli come questo, ce ne sono altri poco più avanti, a pochi metri di distanza, e quando è stato travolto in pieno da un treno in corsa. In effetti noi ci siamo posizionati qui in attesa del collegamento e abbiamo visto come siano diversi i treni di passaggio, specie a quest'ora. Ricordiamo che normalmente in un giorno solo a Mestre e a Venezia passano oltre 700 treni. Si parla di un passaggio di oltre 80.000 persone quotidianamente. Questa strada è anche molto frequentata. Qui adesso ecco, qui la gente, sta arrivando un altro treno, lo vediamo alle mie spalle, vedi? Sono tantissimi treni in corsa, qui la gente viene, lascia la macchina e poi attraversa dai passaggi che per la verità non sono pedonali, ma sono passaggi a livello che sono chiusi per andare dalla parte opposta al Vega. Una tragedia assurda che si è consumata appunto sabato notte, quando c'è da dire, nonostante il macchinista abbia tentato di evitare di prendere in pieno il ragazzo frenando, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Dicevamo, il 25enne di Catanzaro, Manuel Tripargoletti, è morto sul colpo, mentre l'amico 23enne è rimasto cosciente nonostante il forte impatto, ha detto ai soccorritori che avevano deciso di attraversare i binari proprio per fare bancomat. E qui sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polfer con i vigili del fuoco per recuperare i resti del ragazzo morto. Ora ci sono delle indagini in corso e sentiamo a breve, quando avremo nuovamente ricontattato la Polfer, cosa ci diranno per cercare di fare un po' il punto sulle indagini. E per il momento da Mestre è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi in collegamento in diretta da Mestre assieme a Sandro Ponchio. Non ce l'ha fatta Matteo De Luca, il giovane trentenne che ieri sera è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Soller, frazione di Cison di Valmarino. Matteo stava percorrendo via Re di Puglia in direzione Cisona a bordo della sua Vespa quando è avvenuto lo scontro con una Clio che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto ha fatto sbalzare il ragazzo per qualche metro, il ragazzo poi è caduto sull'asfalto dove è rimasto inerte. Immediato l'intervento dei sanitari, sul posto anche l'elisoccorso. Da subito le condizioni del giovane sono parse molto gravi. Ricoverato in terapia intensiva, Matteo si è spento questa mattina all'ospedale Cafoncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate. Appassionato di montagna e arrampicata, Matteo è la 34esima vittima della strada nella Marca dall'inizio di quest'anno.
Controlli straordinari interforze nel comune di Vicenza. Durante il fine settimana sono stati ispezionati alcuni edifici abbandonati segnalati dai cittadini. Controlli straordinari delle forze dell'ordine in alcuni edifici abbandonati al quartiere Ferrovieri e via Battaglione Valleogra. Una quarantina di agenti della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno setacciato gli immobili segnalati dai residenti, dove abitualmente trovano riparo soggetti spesso dediti a attività illecite, in particolare negli edifici a ridosso del cavalcavia Ferretto de Ferretti. Ispezionato inoltre il parcheggio dell'ospedale e quello di alcuni supermercati, dove alcuni soggetti molesti sono stati multati per aver assillato insistentemente i clienti per ottenere denaro. Effettuati inoltre 5 posti di blocco dove sono state controllati 57 veicoli, 148 persone e 6 esercizi commerciali. Al termine dell'operazione il questore ha disposto 3 ordini di allontanamento dall'Italia per altrettanti pregiudicati stranieri, 4 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza e 5 avvisi orali per soggetti pregiudicati ritenuti pericolosi. Ed ora parliamo di politica, perché le dimissioni di Stefano Marcone sono il primo fronte caldo che dovrà affrontare il neosegretario veneto della Lega Alberto Stefani, che ha vinto nettamente sull'ala trevigiana di Franco Manzato. Una sconfitta che il segretario provinciale del Carroccio spiega tirando in ballo chi ha fatto mancare i numeri promessi. E poi il messaggio a Stefani: la Lega cambi passo. Voti che avrebbero dovuto esserci non ci sono stati. Credo che chi non ha dato questi voti a Franco Manzato, bastava lo dicesse prima che i voti non c'erano. Franco non avrebbe avuto nessun problema a ritirarsi. Il tradimento non ce l'hai quando qualcuno ti dice che non hai i numeri per candidarti e quindi per trovare un accordo. Il tradimento ce l'hai quando ti dicono sì, ti do una mano e poi non te la danno. Perché questo era alla fine... Questa è una considerazione generale che vale per tutti i tradimenti. L'analisi del segretario provinciale trevigiano del Carroccio è tranchant. Se qualcuno ha tradito è stato chi, marcato i suoi ma non solo, ha fatto mancare i voti, perché i numeri di Franco Manzato ci sarebbero stati, ma ne sono mancati tanti, troppi, dice Coin, al momento del voto. Di qui la netta sconfitta dell'ala trevigiana del Carroccio e la vittoria di Alberto Stefani al congresso regionale della Lega, mentre proprio Marcato, grande assente a Padova dopo l'infuocata conferenza stampa di martedì, postava su Facebook ironicamente una sola parola: capolavoro. Roberto Marcato è scomparso il giovedì precedente, il giorno prima della convocazione, quando di fatto ha chiesto un incontro e dove ci si è parlati rispetto a quello che poteva essere un percorso congressuale. Secondo me andare con 3 candidati era una follia. L'obiettivo era quello di andare con un candidato, perché bisognava andare con un candidato e bisognava creare le condizioni per andare con un candidato, perché c'era la necessità di far vedere che la Liga Veneta comunque era compatta. Per questo, spiega chi assieme a Gobbo e D'Area ha lavorato per la candidatura di Manzato, era stata scelta una figura d'esperienza che rappresentasse l'ala storica del Carroccio. E quindi era un po' mantenere comunque presente quello che è la Liga Veneta all'interno della Liga per Salvini Premier. Franco di fatto è una persona che in politica l'ha fatta tanti anni, ha dato talmente tanto alla politica e viaggia ad un livello di consapevolezza politica e di visione politica che è sopra la media, e quindi assolutamente fatto il congresso è stato eletto un segretario e lui sarà il segretario assolutamente di tutti. Per il neosegretario Stefani il lavoro è tanto, a cominciare dal caso Stefano Marcon, ma Coin è convinto che abbia tutte le carte in regola per il compito, a patto che segua una direzione chiara. Stefani ha fatto il massimo che ha potuto, ha preso in mano una Lega in un momento difficile, il fatto stesso che fosse stato messo là gli ha creato un'antipatia nei confronti da parte di metà ingiustificata, da parte di metà del popolo leghista, come lo diceva Gentilini, veneto. Ha fatto un lavoro sempre in silenzio, mai uscendo sui giornali, prendendo botte a destra e a manca, e ieri è stato riconfermato con un grande risultato, e quindi se lo merita e gli auguro buon lavoro. Però dobbiamo cambiare passo. Perché il concetto resta sempre uno: la Liga Veneta vuole che a Roma si dibatta anche e soprattutto del territorio e dei suoi problemi. Veicolare i messaggi e le necessità del Veneto e farle capire a livello interno nostro del partito, a livello federale, e poi calarle in una risposta sul territorio, perché io mi aspetto che a livello infrastrutturale si parli di una viabilità complementare rispetto al Brennero, che è super intasato, si parli dello sviluppo della portualità di Venezia, si parli della A4, si parli di un'alta velocità. E non del ponte di Messina?
Si deve parlare anche del ponte di Messina, si può Però parlare anche del ponte di Messina, ma devono esserci per contro anche un piano infrastrutturale che noi dal Veneto dobbiamo portare avanti. E allora il primo problema da affrontare in Casa Lega sono le dimissioni del sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. Vediamo le reazioni che ci sono state nel mondo politico. L'unica cosa che posso dire è che con certe persone io in consiglio comunale non mi siedo più, che facciano loro le riflessioni. È tranchant Stefano Marcon all'indomani delle dimissioni da sindaco di Castelfranco, più che un terremoto, una tempesta, tanto per citare il dipinto del castellano più celebre, il Giorgione, così come l'opera da secoli interroga gli storici dell'arte, tante le interpretazioni, così il gesto di Marcon scuote la politica non solo trevigiana, ma è Marcon stesso via WhatsApp a suggerire la strada e quelle certe persone in consiglio comunale altro non sarebbero se non i consiglieri comunali usciti formalmente dalla maggioranza nell'ottobre scorso. Da allora i rapporti si sono deteriorati. Non solo, sempre Marcon dice di voler distinguere le questioni amministrative da quelle politiche, a partire dal tema dei diritti civili e dal dibattito sui figli delle coppie omogenitoriali. Da amministratore sono più concentrato sul diritto al lavoro, all'abitazione, alla salute e alla povertà, e non per questo mi sento incivile, razzista e tantomeno omofobo. Quanto alla sua posizione nel Carroccio, Marcon si mette, testuali parole, tra quelli che professano di essere amministratori e non politici. Non penso mi espelleranno. Se mi ricondurranno a un rispetto dei ruoli, cosa che condivido da sempre, mi adeguerò. Insomma, Marcon si dimette da sindaco, con tutte le conseguenze sulla provincia, ma al momento resta in Lega, in quella Lega che da poche ore ha terminato la sua torrida stagione congressuale. Dimitri Coin, segretario provinciale da febbraio, ospite della prima edizione, non nasconde come lo stupore iniziale sia diventato preoccupazione. Siamo riusciti a sentirci stamattina, ci sono 20 giorni per valutare un rientro delle dimissioni che, se dovessero andare in questa direzione, prevederebbero anche la caduta dalla carica di presidente della provincia, e quindi di fatto sarebbe uno sconquasso importante non solo per la politica leghista trevigiana, ma per la politica trevigiana, perché stiamo parlando di un sindaco di una città di 30.000 abitanti, stiamo parlando del presidente della provincia di Treviso, che è comunque la provincia più leghista d'Italia. La notizia è piombata sul congresso di Padova a urne chiuse mentre si aspettava la proclamazione del nuovo segretario. Tra l'altro Coin e Marcon si erano incrociati allo Sheraton poche ore prima, all'apparenza tutto nella norma, una sola battuta. Ma era assolutamente tranquillo e quindi eravamo d'accordo di vederci in settimana. Lui mi ha risposto con una battuta e mi ha detto: Dimitri, sicuramente ci vedremo. Una prospettiva che diventa a questo punto certezza per un incontro che, dice Coin, doveva essere fatto a suo tempo. Che la situazione di Castelfranco l'abbiamo vista l'anno precedente a Mogliano e l'abbiamo vista anche a Nervese la Battaglia. È mancata una guida politica seria a Treviso che sapesse intercettare le difficoltà dei sindaci e degli amministratori, e non solo di loro, e fosse intervenuta nei momenti opportuni, perché quando intervieni troppo tardi e quando si sono innescate delle situazioni interpersonali è assolutamente difficile intervenire. Si è sentito solo Stefano Marcon? Stefano Marcon si è sentito solo, sì, specie nei mesi passati. Ci sono 20 giorni per tentare di ricucire questa situazione. Io sono un ottimista di natura, però non nego che questa volta sia difficile. Sarebbe un danno, una ferita non rimarginabile. Sarebbe una ferita non rimarginabile per Castelfranco, per tutta l'area castellana, per tutta la provincia di Treviso, per la Lega in particolare, e non solo della provincia di Treviso. E avete sentito come ha detto Dimitri Coin, con le dimissioni di Marcon e caos anche nella provincia di Treviso. Spero ci ripensi, dice il consigliere Roberto Fava. L'alternativa è una stagione di instabilità. Ovviamente siamo stati tutti sorpresi, increduli, perché insomma Stefano non ci aveva mai prospettato questa, seppure io sapevo che all'interno dell'amministrazione di Castelfranco qualche problemino c'era. Insomma, mi pare che queste dimissioni siano esclusivo tema che riguarda Castelfranco e la Lega in particolare, insomma, quindi non c'entrano nulla con la provincia. Le ricadute sul Sant'Artemio sono una logica conseguenza delle dimissioni da sindaco. Non per questo tra i consiglieri provinciali c'è meno stupore per il gesto di Stefano Marcon. Dal 2016 alla guida del Sant'Artemio, sia nella fase buia, conseguente alla riforma del Rio, sia in quella attuale contrassegnata da un ritorno di finanziamenti e operatività, come dimostrano i 100 milioni di euro in cantieri eseguiti e in programma negli istituti superiori della Marca. Gli occhi ora sono puntati sulla vicepresidente Martina Bertelle.
Io credo che Bertelle dovrà indire le elezioni entro i 90 giorni, quindi settembre-ottobre dovremmo andare a votare solo il Presidente, perché i consiglieri sono in carica 2 anni, il Presidente è in carica 4 anni. Giuridicamente l'unica figura che in provincia ha una funzione è il Presidente, infatti la provincia funziona per determine del Presidente e non per delibere di giunta, perché non c'è una giunta, i consiglieri non hanno nessuna funzione giuridica. Una provincia senza Presidente quindi è un ente azzoppato, a questo si aggiunga un'altra variabile. La cosa è un po' anche assurda, perché ormai è scontato che nel 2024, essendo passata in prima commissione al Senato la riforma, nel 2024 andremo all'elezione diretta di tutte le province e quindi ci troveremo con un presidente che governerà per 6 mesi e probabilmente farà fatica anche a ambientarsi. Fava, consigliere in quota Fratelli d'Italia, si rivolge a Marcon, cosa che ha già fatto in privato. Lavorare con Stefano è veramente un piacere, con lui si sta bene, io lo stimo tantissimo sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto umano e personale, perché è una bravissima persona e quindi insomma mi dispiace moltissimo della sua scelta e insomma in questo momento io posso solo fargli un appello che ci ripensi, perché ha 20 giorni per meditare, per ripensarci, anzi spero che anche all'interno della Lega, soprattutto lì a Castelfranco, ci siano gli spazi per un ripensamento. Ultima pagina e torniamo a parlare di cronaca, perché giallo a Conegliano, dopo la scoperta del cadavere di una donna che è stata trovata morta in casa. Noi siamo in collegamento in diretta con Daniela Sizia, che si trova sul posto assieme a Nicoletta Rizzetto per tutte le novità. A te la linea, Daniela. Grazie Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, mi trovo proprio, lo vedete qua di fronte, la casa della signora Ceschin, che è stata trovata senza vita sabato sera. La prima ipotesi era una morte naturale. La donna è stata trovata, di 72 anni, è stata trovata sul divano, distesa. Poi sono scattati i controlli, gli accertamenti da parte dei carabinieri perché la casa è stata trovata a soqquadro ed è sparito il portafoglio dell'anziana. E lo vedete, guardate la grondaia, che ci hanno detto tutti era a posto, la grondaia invece è proprio staccata dal muro, come se qualcuno fosse salito. L'allarme è scattato sabato quando le amiche della signora Margherita hanno allertato i familiari perché la donna doveva andare a mangiare la pizza con loro e non si è presentata, quindi prima hanno provato a chiamarla più volte, poi non vedendola arrivare, non potendola contattare, hanno contattato i familiari che hanno allertato un vicino, il vicino con una scala, quindi non dalla grondaia, con una scala è salito e ha visto la signora, la 72enne, sul divano priva di vita. Ripeto, all'inizio si è pensato subito ad un malore, ad una morte naturale e poi però qualcosa non tornava, la grondaia che era messa in così staccata dal muro, la casa a soqquadro, il portafoglio che non si trovava. Ora, che cosa sia successo? Se un ladro è arrivato e la signora è stata colta da malore, oppure se il ladro è arrivato dopo che la donna era già priva di vita, questo ovviamente saranno i carabinieri a stabilirlo. Intanto per questo pomeriggio sarà eseguito l'esame autoptico sul corpo della donna, anche per chiarire insomma qual è stata proprio la causa della morte. Tutti la descrivono come una signora sorridente, solare, che ogni sera usciva dal terrazzo, sempre pronta a parlare con tutti e insomma veramente una palazzina che adesso è sotto shock per quello che è accaduto e anche perché non si riesce a capire come mai non ci sia il portafoglio e non si riesce a capire come mai la casa sia stata trovata a soqquadro. Da Conegliano, Filippo, è tutto. Ovviamente ulteriori aggiornamenti di questa notizia nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 su Treviso. Se non hai domande, Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto in diretta da Conegliano. Noi adesso ci spostiamo a Venezia perché l'Associazione degli Albergatori sta assistendo con una certa preoccupazione alla contrapposizione in corso tra Comune e Save, la
la società che gestisce tra gli altri l'aeroporto Marco Polo di Tessera, e soprattutto assiste con preoccupazione alla decisione che è stata presa dalla compagnia aerea Ryanair di ridurre la sua attività a Venezia a causa di una tassa d'imbarco che al Marco Polo è troppo elevata. La proposta è quella di una pace nell'interesse della città tra Comune e Save. Sentiamo. Preoccupa molto gli albergatori veneziani la contrapposizione ormai ai ferri corti tra Comune e Save, così come non può lasciare sereni la decisione della compagnia di volo a basso costo Ryanair di ridurre drasticamente le sue rotte di volo su Venezia, che rischia di segnare pesanti ripercussioni sul turismo in città. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, si fa dunque promotore di un accordo di pace tra Comune e Save, ribadendo come sia opportuno abbassare in questo momento i toni della polemica. Entrambi hanno le loro ragioni. Da un lato il sindaco ha necessità di casse, lo si può comprendere, dall'altro lato la Save, l'aeroporto di Venezia, deve far quadrare i suoi conti, ma soprattutto deve mantenere le compagnie aeree. Il fatto che Ryanair se ne vada o depotenzi in ogni caso la sua presenza all'aeroporto di Venezia è preoccupante anche per noi albergatori, perché è inutile nasconderci dietro un dito, le linee aeree sono quelle che portano i clienti migliori, comprese le low cost. Scarpa ribadisce anche il suggerimento di tassare i turisti pendolari. Chi dorme in albergo a Venezia paga la tassa di soggiorno, chi arriva a Venezia passa con l'aereo paga la tassa d'imbarco, chi viene dalla mattina alla sera in città magari portandosi tutto da casa o dall'albergo a 200 km da Venezia dove ha pernottato, quello non paga niente. Cominciamo a ragionare nel far pagare questo tipo di persone, cominciamo anche a ragionare sul fatto che la città ha bisogno di soldi per andare avanti, è una città costosissima anche per la pubblica amministrazione, non solo per i suoi abitanti, e quindi c'è la necessità di trovare nuove risorse. Circa 2000 persone provenienti dal Veneto hanno partecipato alla manifestazione nazionale indetta dalla CGIL a Roma a difesa della sanità pubblica. Vediamo. Che oggi per noi è l'inizio, lo voglio dire in modo molto chiaro. La mobilitazione proseguirà finché non ci sarà una svolta nelle scelte politiche nazionali e regionali su sanità pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro e non autosufficienza. A Roma sono arrivati oltre 2000 veneti per partecipare alla manifestazione Articolo 32, salute, diritto fondamentale delle persone e delle comunità, indetta dalla CGIL e da decine di associazioni attive sul territorio. 2000 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati veneti, che chiedono il rispetto di quella norma costituzionale. Noi vogliamo una sanità pubblica, basta la privatizzazione, serve un piano straordinario di reclutamento del personale, gli infermieri, gli operatori, tutti siamo sotto organico e quindi serve un piano per dare più assistenza, dobbiamo migliorare la qualità, aiutateci e insieme ce la faremo. Secondo la CGIL il processo di privatizzazione del sistema sanitario nazionale colpisce anche, se non soprattutto, il Veneto, e sempre più persone che non possono permettersi di ricorrere alle strutture private rinunciano alla medicina di prevenzione o addirittura a curarsi. Mentre stress, salari bassi, turni massacranti e carenza di personale spingono i lavoratori del comparto a valutare perfino di cambiare professione. I diritti fondamentali, l'articolo 32 della nostra Costituzione deve essere applicato. Noi oggi chiediamo questo, lo chiediamo al governo, ma lo chiediamo anche alla nostra regione. Sono temi fondamentali che riguardano la vita e il futuro delle persone. Per questo oggi siamo in moltissimi qui. Si alza ancora una volta forte il grido d'allarme degli artigiani del Milanese. 2 imprese su 3 sono in sofferenza finanziaria a causa dei tanti crediti incagliati, crediti che ci sono sulla carta ma che non si riescono a riscuotere. 2 imprese su 3 nel Milanese sono in sofferenza finanziaria per colpa dei crediti incagliati che ci sono sulla carta ma che non si riescono a riscuotere. È stata molto partecipata da sindaci, imprenditori e amministratori locali la serata intitolata il Super Bonus dopo il decreto blocca cessione. Cosa succederà ai crediti incagliati?
Nella sala ovale a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala, si è svolto un incontro con le imprese dedicato alla situazione attuale del super bonus 110%, dopo i provvedimenti governativi che hanno messo fine alla cessione del credito e allo sconto in fattura, lasciando inalterata la situazione dei crediti incagliati. La conferenza è stata organizzata dall'Associazione Artigiani del Milanese con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sala. Il super bonus è nato nel 2020, ha avuto una media di ogni mese e mezzo, ogni mese e mezzo c'era un cambiamento normativo che faceva deviare un percorso che doveva essere lineare, in realtà è rimasto ad ostacoli fino a giungere a febbraio, in cui dalla sera alla mattina c'è stato appunto lo stop delle cosiddette opzioni alternative. Tra i partecipanti rappresentanti politici del Milanese e della Riviera del Brenta, presente anche il sindaco di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi. Dalla sera alla mattina c'è stato il blocco totale che ha lasciato un po' la situazione così com'era, senza trovare nessuna soluzione. Nel Milanese le imprese che in maniera data dalla Camera di Commercio al 31/12/2022 sono circa 2048 e del settore delle costruzioni che potenzialmente potrebbero essere coinvolte dal problema dei crediti incagliati. E ora andiamo anche a dare un'occhiata di cosa si stanno occupando le testate dei principali giornali nazionali, dove tiene banco naturalmente ciò che è accaduto in Russia nel fine settimana e quindi questo tentativo di colpo di Stato di cui non sono ancora chiari i contorni di Prigozhin, il capo della brigata Wagner. Vedete che il Corriere della Sera titola: Shoigu, che è il ministro della difesa russo, visita le truppe russe in Ucraina. Da Mosca fanno sapere che l'FSB sta ancora indagando su Prigozhin e non ha ritirato le accuse. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti ha riconfermato il pieno sostegno all'Ucraina. Torniamo a parlare di cronaca. Una famiglia padovana bloccata a 3.000 metri d'altezza in Val Badia è stata salvata grazie al soccorso alpino. Bloccati in mezzo alla neve a 3.000 metri d'altezza in Val Badia, in Alto Adige. Una famiglia padovana, genitori, 5 figli e il fidanzato di una di loro, in totale 8 persone dai 60 ai 23 anni, sono stati salvati dall'intervento del soccorso alpino. Il gruppo di escursionisti domenica aveva deciso di affrontare una ferrata vicino al Piz di Lavarella, un sentiero non semplice. La famiglia è rimasta bloccata nella neve. Fortunatamente sono riusciti a dare l'allarme e il soccorso alpino li ha individuati in poco tempo e messi in salvo. Nessuno è rimasto ferito. Ora andiamo al quartiere Polegge di Vicenza, un quartiere dell'estrema periferia che soffre della carenza di collegamenti con la città. I residenti del quartiere chiedono perlomeno di aumentare le corse degli autobus. Il quartiere di Polegge è l'estrema località a nord del capoluogo, a ridosso dei comuni di Monticello Conteotto, Caldogno e Due Ville, soffre dei problemi tipici della periferia. Se da una parte la frazione mantiene un carattere residenziale agricolo di serena convivenza nel verde, i 2.200 abitanti soffrono della distanza dai servizi essenziali dal centro città. Per questo, quando scarseggiano i mezzi pubblici, i problemi si fanno sentire. Assolutamente sì, sia per gli studenti che per le persone anziane. Addirittura adesso è stato tolto il perimetro il sabato e quindi anche solo se uno deve andare in un posto diverso a fare la spesa non ce la fa. Se ci fosse qualche corsa dell'autobus in più sicuramente farebbe comodo. Purtroppo il quartiere è servito poco. Quel che manca è un'organizzazione che permetta alle SVT di servire il quartiere con orari decenti. Adesso hanno cambiato anche il costo dei biglietti, hanno cambiato le modalità di trasporto e quindi vediamo come si evolve la situazione, però il problema è tragico. Sì, di pochi. Sì, ci sono poche corse, vero? Se ci sono pochi orari. Perché dalle 2 in poi non c'è più nessun autobus, quindi magari qualche corsa in più, dato che magari finisco di lavorare alle 5... farebbe comodo, insomma. Altro problema legato alla viabilità è il comportamento pericoloso di alcuni automobilisti che sfrecciano sulla strada principale del quartiere. Sarebbe un po', sì, un po' diciamo presa come una
una strada da corsa a volte, sì. Un problema grosso che qua si corre tantissimo con le macchine ed è secondo me molto pericoloso all'uscita e all'entrata delle scuole dei bambini e non solo. Secondo me tutte le cose vanno insegnate e la gente deve essere disposta a imparare. Nei centri urbani si va piano. Ma non è che corrono velocemente, volano bassi. E quindi, oddio, poi c'è il dosso per rallentare la velocità, però bisogna considerare che magari passa l'autoambulanza con delle persone ferite a bordo, il dosso provoca disagi. Magari una telecamera come sono provviste le tecnologie moderne che controllasse il targa system e la velocità non sarebbe male. Queste dunque le voci e le richieste dei residenti del quartiere Polegge di Vicenza. Un altro genere di segnalazione, un altro genere di problemi invece è quello che ci arriva da Borso del Grappa per una situazione di degrado. Vediamo. E io chiamo Rete Veneta, lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni di problemi e degrado. Stasera ci porta sulla strada che da Semonzo di Borso del Grappa sale verso Campocroce. All'altezza del quinto tornante, ecco cosa è stato abbandonato da alcuni incivili. Sacchi di spazzatura e immondizia sparsa. Un gesto che ha causato l'indignazione di molti cittadini e turisti. Ora parliamo di economia, focus su demografia e fabbisogno occupazionale. La denatalità impone contromisure efficaci sulle quali hanno discusso politici locali, sindacati e rappresentanti delle categorie economiche ad Altavilla Vicentina. L'occupazione giovanile è in drastico calo. Dai 6 milioni del 2004 si è passati a 4 milioni di giovani occupati nel 2021, un terzo in meno a causa della denatalità. È il dato messo in luce dall'Osservatorio Provinciale sull'Economia e il Lavoro proposto dalla Camera di Commercio di Vicenza per ragionare insieme sul da farsi in un tavolo di confronto tra politici locali e i principali rappresentanti delle categorie economiche. Vanno trovate velocemente risposte efficaci, visto che non sarà possibile raggiungere i livelli occupazionali giovanili di 15 anni fa, nemmeno con un tasso di occupazione del 100%. Le aziende non riescono a trovare personale per la produzione e per tutti gli altri reparti. Direi ultimamente poi dal punto di vista poi dell'economia noi abbiamo il 65% che è metalmeccanico, per cui tutto sommato fino a giugno le rilevazioni sono abbastanza ottimistiche. C'è qualche nuvola grigia per chi lavora nel settore verso il privato, perché lì chiaramente sono da mesi continuiamo a dire che il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito e quindi oggi si sta iniziando a vedere una prima flessione. Dal governo sono attese nuove misure strutturali come un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale, la riduzione delle accise e una specifica regolamentazione dei flussi migratori che possono rappresentare un'opportunità solo se oculatamente gestiti. Il territorio vicentino in più ha esigenze specifiche da soddisfare. Noi qui abbiamo un tessuto produttivo straordinario che può offrire ai giovani e ai giovani anche con talento delle belle prospettive, solo che non è in rete tutto questo ed è questo che bisogna fare. Sul territorio vicentino per la politica la viabilità è il tema fondamentale. Abbiamo sperimentato già per i primi lavori della TAV nell'asse Vicenza-Montecchio veramente una perdita di tempi incredibile. Allora noi in azienda investiamo moltissimo per recuperare anche i pochi minuti e poi usciti dal cancello perdiamo anche le mezz'ore. Allora questo è un vero problema. In Altavilla Vicentina ci spostiamo a Bassano, investita da polemiche sul piano mare Isaac. L'opposizione in Consiglio Comunale attacca e chiede chiarezza. Piano Mar, Isaac e Villa Serena sono legati tra loro? Cosa sta succedendo a Bassano? Due domande chiare che proprio per questo necessitano di chiarezza da parte dell'amministrazione comunale. Come noto, è stato annunciato l'inserimento di case di riposo private nel nuovo Piano Mar e nel frattempo viene scelto di impoverire l'Isaac, andando a cancellare complessivamente, con la dismissione di Villa Serena e l'ampliamento della residenza Sturm, circa 170 posti per gli anziani.
Per le opposizioni cittadine tutto questo farebbe parte di un piano più ampio che, restando per ora nel campo delle ipotesi, delineerebbe un incentivo all'assistenza privata a scapito di quella pubblica. Ma allora torniamo alla domanda principale. Che cosa sta succedendo a Bassano? Sta succedendo che questa amministrazione, come il Titanic che sta affondando, tutti quanti cercano di salvarsi in extremis, di trovare una scialuppa di salvataggio, si inventano soluzioni che sono rimaste ferme per anni e negli ultimi mesi cercano di risolvere delle situazioni che richiedono invece tempo, competenze, che sono di lunga data, non si risolvono in pochi mesi. La cosa più triste è che sembra che tutto questo venga fatto sulle spalle e sulla pelle dei nostri anziani, ed è questo che è inaccettabile. Vernillo si fa portavoce di un generale malcontento che sta crescendo in città, di cui l'ISAC fa parte per storia e importanza. L'ISAC ha una storia lunghissima, la capacità dei bassanesi di prendersi cura dei propri anziani affonda le radici nella storia. L'unica consolazione è che Pietro Fabris non vede quello che sta succedendo, perché penso che gli farebbe davvero molto male. La soluzione non è di certo regalare dei posti al privato. Il privato è importante, è fondamentale, ma deve arrivare in aggiunta a quello che un servizio pubblico deve fornire. Altrimenti la nostra comunità non è più la comunità di Bassano del Grappa, diventa una comunità che non ha radici nella storia, diventa una comunità che si slega. E ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, siamo sempre in provincia di Vicenza, ci sono novità importanti per salvare il lago di Fimon con i fondi regionali. La provincia di Vicenza avvierà per la prima volta il dragaggio parziale dell'antico specchio. Si tratta di un progetto pilota. Prioritario è effettuare un pilota, costruire un pilota che possa in qualche misura sperimentare il dragaggio di una piccola porzione appunto di lago, per comprendere quali sono gli effetti di questo tipo di intervento sull'ecosistema del lago e per comprendere anche come poter poi recuperare il materiale dragato. Quindi uno studio che sarà effettuato verosimilmente con l'università, di fatto, che avrà lo scopo di indagare gli effetti del dragaggio. Dalle tante ipotesi per salvare il lago di Fimon si è dunque arrivati ai fatti. Il dragaggio del lago si farà. Uno studio definirà luogo preciso e modalità. L'inizio degli scavi è stato fissato per settembre. Un'attività sperimentale della durata circa di un anno, finanziata grazie alla convenzione tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza. L'obiettivo è verificare l'effettivo beneficio dell'intervento locale e successivamente estenderlo a tutto il lago. Tra le finalità, l'esame fisico-chimico dell'imo che verrà estratto. Un composto intriso di sostanze da trattare come rifiuto speciale, oppure un ricco fertilizzante da poter essere paradossalmente venduto? Sì, finalmente abbiamo un progetto scientifico di fatto per poter effettuare quell'opera che tanti auspicavano ma non era mai stata studiata, no? E quindi questo comitato tecnico ha dato il là per poter appunto iniziare questo tipo di operazione, ovviamente studiandone gli effetti e capendone appunto l'impatto sull'ecosistema. Questo sarà fondamentale per capire se effettivamente quella sarà l'iniziativa poi da portare su larga scala. Quindi si passa, diciamo, da un'ipotesi a invece un elemento fattuale di progettualità. E allora ci spostiamo a Padova, dove il comando provinciale dei Carabinieri sta eseguendo questa mattina delle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale a carico di 5 appartenenti ad una banda dedita a furti in negozi e abitazioni. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentina. Te la linea, Valentina. Sì, buongiorno. Colpi in tutto il Veneto, ma anche fuori regione, in provincia di Pordenone, ma anche nell'Astigiano e in provincia di Arezzo. Una banda che non si fermava davanti a nulla e che in pochi mesi, dall'ottobre del 2022 al dicembre del 2022, ha compiuto tantissimi furti, soprattutto nelle abitazioni, ma anche nei negozi prediletti, soprattutto stazioni di servizio, ma anche supermercati. Usavano auto rubate come arieti, e proprio partendo dalle targhe di queste auto rubate rilevate nel territorio della Sacisica, quindi in provincia di Padova, tra Piove di Sacco e Sant'Angelo di Piove, i carabinieri padovani sono risaliti alla banda ed è cominciata così l'indagine. Targhe di auto che erano state rubate in una concessionaria di Cittadella e presso una ditta di Casale sul Sile. Seguendo queste auto, i carabinieri hanno individuato quello che è ritenuto essere il
il capo di questa banda, un 40enne moldavo che è stato fermato in provincia di Asti, dove aveva trovato rifugio da un complice dopo un colpo. Una banda che spesso intentava fughe pericolose dai carabinieri. In un caso hanno imboccato in contromano l'autostrada e a Peschiera del Garda sono finiti con l'auto nel fiume Mincio. Dicevamo tantissimi colpi, rubavano queste auto che poi venivano utilizzati come arieti. I carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari, 2 in carcere con l'obbligo per la custodia cautelare di questi 2 uomini, un romeno ritenuto appunto il capo della banda e il moldavo ritenuto il capo della banda e un romeno suo complice, e obbligo di dimora invece per 2 donne che avevano il compito di custodire la merce rubata nel covo della banda, che è stato individuato a Sant'Angelo di Piove in un appartamento, e poi un altro complice moldavo. Tanta la refurtiva recuperata dai carabinieri, gratta e vinci, ma anche sigarette e altri beni rubati nei negozi per un valore di circa 150.000 euro, restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto rubate. Ovviamente ulteriori dettagli di questa importante operazione che ha visto coinvolto tutto il Veneto, perché appunto i furti sono stati compiuti in tutte le province, da Padova a Verona, ma anche Vicenza, Venezia e Treviso. Quindi ulteriori dettagli nelle prossime edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini in collegamento in diretta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova assieme a Federico Cibotto. Vigili del fuoco al lavoro ad Albignasego, dove ha preso fuoco un campo di grano. Ancora un istante e tra poco vedremo il servizio che arriva dalla nostra redazione di Vicenza sull'incendio che si è svolto ad Albignasego, che è scoppiato ad Albignasego. Un campo bruciato, un campo agricolo nel quale dopo mezzogiorno di ieri c'è stato l'incendio. Eccolo qui. Incendio in un campo agricolo poco dopo mezzogiorno di ieri ad Albignasego. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in un terreno seminato a grano in via delle Industrie, nel capoluogo della cintura padovana. Un'alta colonna di fumo nero era visibile da molti chilometri, mettendo in allerta la popolazione. Sul posto i pompieri di Padova ed Abano Terme con 2 autopompe, un'autobotte, un modulo antincendio boschivo e 12 operatori. Fortunatamente il rogo non ha coinvolto mezzi o persone. 2 le ipotesi al vaglio delle squadre intervenute sulle cause delle fiamme: autocombustione dovuta all'elevata temperatura di questi giorni o un mozzicone di sigaretta abbandonato sul campo che avrebbe innescato l'incendio. Questo era l'incendio ad Albignasego, naturalmente in provincia di Padova, non in provincia di Vicenza. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta con Focus TG, con tutte le ultime novità dalla regione. Siamo collegati poco fa peraltro con Padova, dove Valentina Visentini ci ha dato la notizia di una banda di 5 persone che compivano razzie in mezzo Veneto, che sono state arrestate dai carabinieri. Ora però parliamo di ambiente, perché continua il report di Lega Ambiente sui fiumi della regione e ci sono brutte notizie per il Frattagorzone e l'Adige. Presenza di PFAS nel Frattagorzone, che risulta pesantemente contaminato da questo tipo di inquinanti, mentre l'Adige è inquinato da batteri fecali. I 2 fiumi che attraversano il territorio della Bassa Padovana non godono di un buono stato di salute. A rilevarlo il report finale della campagna Fiumi di Lega Ambiente Veneto, in collaborazione con l'Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica e di ARPAV, presentata a Zevio nel Veronese. Per quanto riguarda la contaminazione da batteri fecali, il parametro Escherichia coli è considerato da ARPAV quale indicatore per valutare l'idoneità microbiologica all'uso irriguo dei corsi d'acqua del Veneto. Per il 3° anno consecutivo il fiume Adige presenta punti che superano gli indicatori di qualità indicati da ARPAV, le criticità maggiori in prossimità di Masi e Anguillara Veneta. La causa è da ricercarsi negli scarichi abusivi che purtroppo finiscono nell'Adige.
Sulle cause ovviamente vanno ricercate in quella che è la cattiva, la mala depurazione oppure la presenza di scarichi o sversamenti illegali, quindi chiaramente le cause andranno identificate poi da questo punto di vista. Chiaramente l'impatto dell'agricoltura e l'impatto poi di quello che sono anche le attività antropiche relativamente all'allevamenti sono di solito determinanti per questo tipo di batteri. Non è migliore la situazione del Frattagorzone, pesantemente contaminato da PFAS, metalli pesanti, cromo, cloruri e solfati, sostanze che rappresentano una minaccia sia per l'ecosistema acquatico che per la salute umana. Per quanto riguarda invece il Frattagorzone, sappiamo essere un fiume che ha altri problemi. A Colonia Venta abbiamo comunque riscontrato questa criticità relativamente al batterio Escherichia coli, però chiaramente le problematiche di questo fiume sono relative chiaramente anche alla presenza di PFAS e metalli pesanti, su cui non abbiamo dati dai nostri monitoraggi che non hanno riguardato questa fonte di inquinamento, però sappiamo da quello di ARPAV e non solo che il fiume continua ad avere grandissime criticità da questo punto di vista, anche perché non è stata attuata alcun tipo di bonifica ancora delle aree inquinate. Allora ci spostiamo a Bassano del Grappa perché dal 3 luglio, per cui manca veramente molto poco, il Ponte della Vittoria sarà chiuso completamente per lavori per 2 mesi. Noi abbiamo in collegamento Vanessa Banzato che assieme a Gino Brunello, presidente dei baristi ed esercenti bassanesi, a te la linea Vanessa. Sì, buongiorno, ci troviamo assieme a Gino Brunello, il presidente dei baristi esercenti di Bassano del Grappa. Sul piatto la questione della chiusura del Ponte della Vittoria, ponte nuovo per capirci, per 2 mesi per una serie di lavori di sistemazione e messa in sicurezza. Si parte il 3 luglio, in teoria si dovrebbe terminare il 3 di settembre. Certo è che abbiamo sentito anche, Presidente, alcune persone che hanno i locali proprio a ridosso del Ponte Nuovo e sarà per loro davvero un momento molto molto difficile. Sicuramente per chi i nostri colleghi e amici che si trovano in quella zona là sicuramente creerà del disagio. D'altronde sono dei lavori che devono essere fatti e devono andare fatti. Certo. Voi siete stati informati per tempo di questa chiusura? Sì, lo sapevamo già da abbastanza tempo, anche con le 2 varie alternative. Secondo il mio parere personale forse è meglio farla in 2 mesi chiusura totale che andare avanti 4 mesi con un disagio che comunque avrebbe portato comunque ingorgo di traffico e cose varie. Perché ricordiamo le 2 opzioni erano appunto o quella che è stata attuata, ovvero chiusura per 2 mesi di tutta la struttura sia ai veicoli, macchine, camion, quant'altro, che anche a biciclette e pedoni, o se no si era pensato di chiudere soltanto una corsia, fare flusso alternato di marcia, però i tempi si sarebbero allungati e non di poco. Sì, sicuramente, pensando che d'estate sicuramente la gente a casa sicuramente porterà disagio ai turisti, porterà disagio un po' a tutti noi, però pensare qual è il supporto del traffico di quella zona da settembre in poi, scuole, aziende varie, adesso magari si coincide anche un po' di periodo di ferie, forse col senno di poi è meglio farla adesso che aspettare settembre. C'è l'incognita sperando che finisca veramente a settembre. Quella sì, l'incognita del tempo, sicuramente si spera che vada un'estate avanti così, che non piova, che già il disagio è grande, se piove diventa il doppio. Come la vedete voi comunque, come appunto diretti interessati? Diretti interessati, se non fosse chiuso sarebbe sicuramente la cosa migliore. È un lavoro che va fatto prima che purtroppo, come è già successo, accadano magari cose spiacevoli o tragiche nel peggior delle ipotesi. È un lavoro che andava fatto e va fatto sicuramente. Bene, allora io ringrazio il presidente dei baristi esercenti di Bassano del Grappa, Gino Brunello, e ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento da Bassano del Grappa assieme a Renzo Rigone. Noi ascoltiamo altre voci che sono state raccolte tra chi lavora nei pressi del Ponte della Vittoria a Bassano. Se chiudono tutto io sono triste veramente perché per noi ho perso lavoro, di sicuro, perché mi sento male di cuore.
Così Ayan Wang, titolare del ristorante giapponese che s'affaccia sul Brenta, sconvolta dalla notizia divulgata nelle scorse ore in merito alla chiusura del Ponte della Vittoria per 2 mesi. Perché se è vero che c'è la necessità di mettere in sicurezza la struttura, una delle arterie principali di collegamento est-ovest di Bassano, i disagi saranno molti per chi lavora a ridosso del Ponte Nuovo, a cominciare dai locali che vi si affacciano. Se hanno già deciso cosa devo fare io. Secondo tutti i dipendenti e per il mio lavoro sicuramente perso. Molto preoccupata lei? Tanto. Ieri appena sentito queste parole, stanotte non riesco a dormire di sicuro. Quello che fa più arrabbiare chi vive e lavora a ridosso del Ponte della Vittoria è che non è mai stato informato dal comune. È stata una doccia fredda, insomma. Non eravate stati informati voi come esercenti? Assolutamente no. Per noi è una perdita immane, anche perché il mese di luglio e agosto, vuoi per il turismo, vuoi che abbiamo aperto fuori e dentro, è sempre ci sono i mesi in cui lavoriamo di più, quindi chiuderci in questa situazione diventa abbastanza pesante, insomma. Diventa un disagio per tutti, nei mesi in cui si dovrebbe lavorare di più si lavora di meno. Adesso dobbiamo comunque riconsiderare turni, orari, noi a pranzo lavoriamo e vedremo come va. Perché siete tagliati fuori proprio? Sì, togliendoci la viabilità diventa impegnativo. Anche per noi per arrivare a lavoro comunque, c'è un disagio su tutti i fronti. Insomma, c'è tanta preoccupazione, abbiamo sentito, lunedì l'amministrazione incontrerà la cittadinanza in sala Chilesotti alle 17:30 per illustrare i lavori. Dunque lunedì, oggi l'amministrazione incontrerà gli abitanti, la cittadinanza e allora sentiamo che cosa ne pensano sempre al microfono della nostra redazione di Bassano. Chiuderanno a brevissimo il Ponte Nuovo, il Ponte della Vittoria, per 2 mesi. Non si può passare in macchina né in bici e né a piedi. È una barzelletta questa. Come 2 mesi creerà dei grossissimi problemi un po' per tutti. È un bel problema, però si serve, bisogna intervenire. Sia auto che pedoni anche, lo sa? Sì, lo so. Io abito di là verso San Fortunato, crea un po' di disagi, però secondo me se è necessario va bene. Se c'è bisogno di fare, cosa possiamo fare? Nulla, la necessità. Lei cosa dice? Creerà disagio? Credo di sì. Mi auguro che comunque abbiano fatto le valutazioni del caso per comunque garantire la viabilità per chi lavora, perché sicuramente spero che abbiano fatto le loro valutazioni, quindi ecco, sono fiduciosa. Se è una necessità, evidentemente bisogna farlo. Quindi non ho altre idee o altri giudizi. Creerà dei grossissimi problemi, perché è una bretella importante di passaggio, sia per andare a Vicenza che l'altopiano, insomma non è una cosa semplice. Chi ha deciso avrà, speriamo, considerato tutti gli elementi. Diventa un problemino, non dico un problemone perché sarà segnalata eventuali deviazioni, sì. È logico che creerà qualche disservizio. Voltiamo pagina, iniziano oggi gli esami di maturità dopo le prove scritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno per tutti gli studenti, le migliaia di studenti veneti che sono impegnati. Il colloquio prenderà spunto da una tesina o un elaborato multimediale scelto dall'alunno e poi i professori potranno rivolgere delle domande. Negli anni della pandemia l'orale ha rappresentato l'unica prova d'esame, ora ritorna come un tempo a contribuire al punteggio finale che sarà esperto in centesimi. E noi vi raccontiamo una storia di una maturanda, una storia particolare, la storia di una maturanda che sta affrontando gli esami assieme al proprio bambino nato da pochissimo. Lei è Melissa Arnone, studentessa del 5° anno dell'Istituto Remondini di Bassano. Lo scorso 26 dicembre è diventata mamma e tra paure e incertezze ha deciso di proseguire il suo percorso scolastico con accanto suo padre, il nonno del bimbo, le sorelle, la mamma, una classe intera e tutti i professori e le professoresse che le sono stati vicino in tutto e per tutto. Subito avevo paura della reazione dei compagni inizialmente perché non eravamo mai stati una classe molto unita e invece quando hanno saputo che ero incinta e tutto abbiamo cominciato tutti ad unirci molto tra di noi
e a cercare proprio il supporto e quell'amicizia che non avevo mai avuto in 4 anni di scuola. I primi mesi ha frequentato con le dovute accortezze le lezioni, ottenendo tra l'altro una media altissima. Durante le vacanze di Natale il piccolo è nato e lei si è presentata regolarmente in classe il giorno della ripresa delle lezioni. La preside mi ha dato carta bianca perché appunto avendo una media molto alta mi ha detto che non avrebbe fatto in nessun modo che io perdessi l'anno. Decisi di frequentare così in presenza, soprattutto i giorni delle verifiche, interrogazioni, simulazioni, delle presentazioni importanti, e il resto stavo in DAD. Con sempre il suo piccolo con sé. Ha cominciato a stare in braccio con tutti i professori durante le lezioni, a fare lezioni con i professori, a stare per terra su un tappettone che era stato dato dalla scuola, a giocare, a dormire. E adesso tu stai affrontando l'esame di maturità. Mi sono presentata a scuola con Teo e con mio papà. Prove scritte fatte con il bambino che Melissa ha allattato quando necessario e adesso tocca all'orale, in programma martedì prossimo, e assieme a lei ci sarà sempre il bimbo in braccio. Di certo per questa giovane donna un concentrato di emozioni che non si sarebbe mai aspettata. Mai mi sarei aspettata una roba del genere, cioè sono un insieme di cose talmente diverse messe insieme e una più complicata di quell'altra. È stato tutto un insieme molto, c'è stata tanta felicità. Superata la maturità, Melissa pensa già al suo futuro. E non mi fermo, io sono già entrata al corso OS e adesso in settembre ho la missione per l'università, sempre in scienze della formazione e dell'educazione, e non mi fermo, no, io ho il mio obiettivo di aprire un asilo nido e di andare a lavorare, quindi... Tu sei l'esempio proprio che la famiglia è fatta dalle persone che amano un bambino, al di là del sesso, al di là di tutto. Io anche all'interno della scuola c'erano tantissimi professori che tra farsi chiamare nonne, farsi chiamare zie, aveva una famiglia anche là dentro lui, la famiglia era proprio quello per noi. Cioè aveva l'amore di tutti, aveva le coccole, stava bene, era felice. E approfitta per lanciare un messaggio a tutte le persone. Una cosa che consiglio a tutti, indipendentemente dall'età, è di non arrendersi mai davanti a nulla, anche davanti a una cosa che può cambiarti la vita, non arrendersi ma cercare subito una soluzione e affrontarla, perché in un modo o nell'altro le cose avvengono e bisogna trovare subito il modo per riuscire ad affrontarle e a viversele. Dunque la maturità è in pieno svolgimento, però c'è già un dibattito che ferve anche con qualche polemica sulla riforma dei licei delle scienze umane. In arrivo c'è anche il cosiddetto liceo del Made in Italy voluto dal governo. Il liceo del Made in Italy voluto dal governo, che dal 2024 potrebbe sostituire l'indirizzo economico-sociale dei licei di scienze umane, preoccupa genitori, studenti e insegnanti che preferirebbero solo un affiancamento del nuovo indirizzo. Una valutazione condivisa anche dal consigliere comunale della Lega Jacopo Maltauro. Sono consigliere comunale della Lega anche grazie all'esperienza vissuta all'interno del liceo economico-sociale. L'ho frequentato per 5 anni, è stata un'esperienza straordinaria al liceo Fogazzaro che mi ha dato tanto dal punto di vista umano, giuridico, di preparazione, e mi ha anche consentito poi di appassionarmi alla politica e di diventare consigliere comunale nel 2018 a 18 anni. Materie umanistiche, di economia, di diritto, tipiche della formazione liceale, non dovrebbero essere sostituite con competenze professionalizzanti più adeguate ad una formazione tecnica, è stato detto durante il flash mob organizzato davanti al Fogazzaro e al Quadri. Questo tipo di scelta preziosa va anche in ottica, secondo me, collaborativa e costruttiva con l'economico-sociale, per cui vediamo poi nella fase, diciamo così, di sviluppo dell'introduzione del liceo del Made in Italy di trovare anche un'ottica in cui ci può essere una coesistenza laddove possibile. L'iter del disegno di legge depositato a marzo a Palazzo Madama è ancora da definire, qualche spazio di manovra potrebbe ancora esserci. Riteniamo anche opportuno riconoscere quelli che sono i modelli che funzionano, vincenti, e il liceo economico-sociale, soprattutto sul nostro territorio che respira d'impresa, è stato negli ultimi anni un modello vincente che a mio avviso va comunque tutelato e da quale si può partire e ripartire, insomma. Allora, per chi non deve affrontare gli esami di maturità o altri esami scolastici, le vacanze sono già iniziate, così come per molti altri, e naturalmente assistiamo a un aumento del traffico lungo le arterie stradali che portano alle spiagge. Da questo punto di vista è stato disposto un aumento dei controlli sulla Treviso Mare. La nostra amministrazione, come già aveva fatto negli anni precedenti, anche quest'anno e a maggior ragione dopo gli ultimi accadimenti, ha deciso di intensificare i controlli previsti nelle serate del fine settimana, venerdì e sabato, fino all'1 di notte.
Nel mirino c'è tutto il territorio di Roncade, ma va da sé che l'attenzione particolare sta lungo il tratto maledetto della Treviso Mare. Troppe tragedie, anche recentissime, hanno insanguinato una strada diventata sinonimo di dramma. Ecco allora il potenziamento dei controlli delle pattuglie della polizia locale anche di notte, che vanno ad aggiungersi alla presenza di polizia stradale e carabinieri. Obiettivo: stanare eccessiva velocità o assunzione di alcol e droga alla guida. Controlli che appunto vengono programmati sia di giorno che di notte, in maniera tale da coprire tutto l'arco della giornata, sia pure con forze diverse e momenti diversi, ma che diano la possibilità di un controllo più stretto sulle nostre strade. Deterrente in prima battuta, anche se è necessario un vero e proprio cambio di mentalità. Chi vede l'auto della polizia o delle forze dell'ordine tende per fortuna a rallentare. Il problema è che rallenta solo quando li vede. Invece il nostro obiettivo sarebbe di convincere le persone con le buone, ma anche con le cattive, attraverso anche le sanzioni, a capire che quando si guida si deve tenere una velocità più moderata rispetto a quella a cui saremo tendenzialmente portati a effettuare. Uno sforzo amministrativo per aumentare il controllo. Così come degli altri comuni che fanno parte della nostra convenzione, è stato disposto un aumento di organico e quindi è stato assunto per ogni comune un agente a tempo determinato per tutto il periodo estivo e va ad implementare quella che è la dotazione organica, per la verità non molto ampia, anzi decisamente scarsa, perché dovremmo avere un agente ogni 1000 abitanti, il che significherebbe per Roncade 14 agenti. In realtà siamo con 4 o poco più. Questo significa che se non fossimo in convenzione e non ci aiutassimo tra comuni non riusciremmo a rendere i servizi minimi. Così invece ce la facciamo. Ma ci vorrebbe una svolta a livello normativo per poter consentire davvero un cambio di passo. L'appello alla politica nazionale. Staccare le disposizioni che sono previste per la polizia locale rispetto a tutto l'altro personale dei comuni, perché non è pensabile mettere sullo stesso piano chi svolge funzioni completamente diverse. Dunque poco fa stavamo parlando di scuola, di esami di maturità e guardate, a proposito di scuola, questa notizia che viene ripresa dal Gazzettino Online si riferisce ad un professore assente per 20 anni su 24 a Chioggia, una professoressa che è stata destituita dal MIUR, quindi dal Ministero, e definita incompatibile con l'insegnamento. Scrive il Gazzettino: scarsa cura delle lezioni, SMS mentre interroga. Ed ora svoltiamo nuovamente pagina, andiamo a Campodoro per la festa della Trebbiatura. Un tuffo nel passato dell'agricoltura dell'Alta Padovana, ma guardando anche al futuro. Questa è la 38esima mostra della Trebbiatura, siamo a Campodoro, quindi Alta Padovana, e centinaia di mezzi in esposizione. Lo vedete, c'è la sfilata notturna dei trattori, veramente affascinante, ma ci sono tante macchine, tanta tecnologia che nel dopoguerra era all'avanguardia. Ora naturalmente è arrivata la tecnologia più moderna e migliaia di visitatori, c'è il mercato, ovviamente le attrazioni, ci sono gli stand gastronomici, quindi insomma un po' tutto quello che caratterizza una vera festa. Tanti giovani, altra caratteristica importante, e ogni anno questa è una mostra che davvero attira visitatori sempre di più anche da fuori regione. Perché la gente deve venire? Perché la gente rivive quelle che erano le vecchie tradizioni, quindi la vera cultura rurale, la vera tradizione contadina di una volta, la fatica, il lavoro dei campi e le difficoltà che c'erano una volta e che adesso chiaramente si sono dimenticate. Oltre 400 i trattori esposti anche da Olanda, Francia e Inghilterra, e poi il quinto raduno nazionale dei trattori landini con prove di aratura, la mostra raduno internazionale degli antichi motori stazionari, agricoli e industriali costruiti fino agli anni 30, la mostra internazionale dei trattori a petrolio e a vapore. È complessa da organizzare perché chi espone i mezzi sono quasi tutti privati, quindi da mettere d'accordo, organizzare i trasporti, e poi c'è lo stand gastronomico che va organizzato, quindi tantissimi volontari che lavorano per la festa della Trebbiatura. È un impegno per l'amministrazione comunale ma anche per gli amici della Trebbiatura, che è l'associazione che organizza questa festa. Un momento dove le istituzioni ma tutta la comunità può vivere un momento di socialità, ma soprattutto rivivere le tradizioni e ricordare
e riportare all'attenzione della memoria tanti ricordi, i momenti che hanno segnato la trasformazione anche dell'agricoltura, ma soprattutto di tante comunità. Nel corso della festa toccati temi turistico-agricoli e culturali che caratterizzano il territorio dell'Alta Padovana, ma anche l'artigianato, così importante nel nostro Veneto. E poi la replica perfetta di una casa degli agricoltori del dopoguerra, con tutti i dettagli e davvero un grande tuffo nel passato. Tuffo nel passato, però guardando al futuro, perché l'agricoltura naturalmente diventa un settore sempre più tecnologico e soprattutto ultimamente anche sempre più ecosostenibile. Anni è la media d'età dei trattori operativi in Veneto, secondo l'organizzazione di settore. Troppi rispetto all'innovazione tecnologica, ma soprattutto alla riduzione di impatto ambientale che i nuovi modelli possono garantire. È anche per questo che il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno ha organizzato una giornata espositiva nella struttura delle fiere di Santa Lucia. Voi spingete perché ci sia un ricambio sul parco macchine degli agricoltori. Abbiamo un parco macchine tra i più vecchi d'Europa. Sì, lì si è fatto tanto con la 4.0 perché negli anni in cui si poteva usufruire di questa agevolazione sono state vendute tante macchine nostre e anche naturalmente dei nostri competitor, e questo ha aiutato molto a mettere nelle condizioni l'agricoltore di avere efficienza, avere tecnologia e lavorare sicuramente meglio con minori consumi anche nei vari ambiti dove vengono applicate. Tecnologia a servizio della sicurezza, ma anche della sostenibilità nella giornata del Consorzio Santa Lucia, con particolare attenzione al mondo della viticoltura. La capacità che le macchine stesse hanno di avere un controllo elettronico e quindi consentire un risparmio sia nell'usura e quindi anche del carburante della macchina stessa, ma anche consentire un sistema di controllo dell'attività di coltivazione tale per cui l'uso anche degli agrofarmaci in generale si riduce proprio grazie all'utilizzo della macchina agricola. Innovazione anche nei motori e nei sistemi di alimentazione, come il biogas autoprodotto da un numero sempre crescente di aziende agricole. New Holland è l'unico marchio che produce una macchina completamente alimentata a metano e quindi biometano, e attraverso la conversione degli impianti di biogas nella produzione appunto di biometano le aziende possono autonomamente prodursi il proprio carburante, in questo caso appunto il biometano. Ma il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno guarda già alla trazione elettrica in agricoltura, soprattutto dopo il bando europeo da €1 miliardo che finanzia per l'80% a fondo perduto gli impianti fotovoltaici nelle aziende agricole. Il primo motore elettrico in capo a un trattore verrà presentato in ottobre in Germania e sarà presentato appunto a New Holland, il cui prototipo è già stato messo in prova negli Stati Uniti. Ci fermiamo per un istante, tra poco torneremo, avremo in collegamento da Vicenza il sindaco di Vicenza Giacomo Possamaia, tra poco. Bentrovati in diretta sempre con Focus TG, stiamo per collegarci con Vicenza, con il sindaco Giacomo Possamaia. Nel frattempo vi faccio vedere questo titolo del Corriere della Sera online che si occupa del testamento di Silvio Berlusconi. Il patrimonio in gioco, scrive il Corriere della Sera, dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi, ma soprattutto c'è attesa per vedere quale sarà il futuro di Fininvest, come sarà divisa tra gli eredi anche sul lascito per Marta Fascina. Vedremo perché, scrive il Corriere, l'attesa sale perché nei prossimi giorni verrà letto il testamento di Berlusconi. Bretella dell'Albera, stamattina il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamaia, ha annunciato un'ordinanza no tir per liberare dal traffico pesante alcuni quartieri della città. Ci colleghiamo allora con Carlo Alberto Inghilleri, con Andrea Benetti, si trovano in compagnia proprio del primo cittadino di Vicenza. A te la linea, Carlo Alberto.
Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo a Palazzo Trissino, ringrazio il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai per essere qui con noi perché finalmente arriva il tanto atteso annuncio dell'ordinanza no tir a Maddalene e a Villaggio del Sole, insomma 2 quartieri che aspettavano da 35 anni questo momento. Finalmente c'è l'alternativa della bretella dell'Albera, della variante LSP46 e adesso arriva l'ordinanza che obbligherà proprio i tir, il traffico pesante a passare di lì, quindi alleggerendo questi quartieri. Buongiorno a tutti, sì, l'avevamo già anticipato nei giorni scorsi, l'ordinanza che ho qui in mano era in preparazione, l'abbiamo prima condivisa con le categorie economiche perché chiaramente tutto il tema legato ai tir e ai camion che magari devono consegnare i prodotti in quelle zone, nei negozi, all'interno delle aziende, quindi andava verificata bene. Adesso l'ordinanza è pronta, finalmente libereremo dai tir strade che, come tutti sappiamo, passano in mezzo ai quartieri, in mezzo alle case, una battaglia lunga 35 anni che finalmente è giunta a conclusione. Da quando entrerà in vigore questa ordinanza? Ma l'ordinanza verrà firmata già oggi, chiaramente perché sia effettivamente operativa bisogna installare tutta la cartellonistica, perché ovviamente per impedire e chiedere ai tir di non passare bisogna che ci siano i cartelli, quindi che ci siano gli avvisi, quindi credo che già nell'arco della settimana verranno apposti i cartelli. Non appena la cartellonistica ci sarà e i vicentini lo vedranno passando, da quel momento l'ordinanza è vigente. Diciamo che Pochi dai primi di luglio, sì, luglio si parte. Sicuramente sì. C'è da dire che è importante il lavoro che fa la città capoluogo in accordo anche con i comuni contermini. Non parlo soltanto della bretella dell'Albera, parlo proprio di organizzare la mobilità in generale e anche tanti altri settori della vita dei cittadini, e quindi il coordinamento della Grande Vicenza, un accordo con i comuni contermini è molto importante, e anche questo è un annuncio che facciamo oggi. Sì, sono appena usciti da quella porta alle nostre spalle i sindaci dei comuni confinanti con Vicenza, dei 12 comuni confinanti con Vicenza, perché stamattina abbiamo voluto chiedere a tutti un incontro, a tutti i sindaci, per iniziare a costituire quello che è il coordinamento della Grande Vicenza, cioè della città con i comuni contermini, per discutere insieme ad esempio delle politiche della mobilità. Un esempio su tutti: tantissimi studenti, studentesse ma anche lavoratori prendono i bus di SVT per venire in città. Come costruiamo insieme le politiche sul trasporto, la tariffazione, le linee stesse è fondamentale, non può decidere Vicenza da sola, così come le infrastrutture. Insomma, l'idea di un coordinamento più stretto, perché Vicenza non è soltanto il capoluogo ma è anche tutta la sua cintura, tutti i comuni intorno, perché un cittadino di Caldogno che passa tutto il giorno perché lavora a Vicenza in città, alla fine è quasi come se fosse un cittadino di Vicenza. Certo. Benissimo, io direi che abbiamo fatto 2 annunci importanti oggi. E il coordinamento della Grande Vicenza, abbiamo annunciato questa, la facciamo rivedere ai nostri telespettatori, l'ordinanza no tir che tra poco sarà firmata. Ha bisogno di una penna? Non posso firmarla io, devo firmarla al dirigente. Prima il dirigente, per legge, quindi è però il sindaco che dà il suo via libera. Direi che insomma è una giornata importante, la settimana inizia con 2 annunci importanti e da Vicenza è tutto. Restituisco la linea allo studio, grazie al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri. In collegamento da Vicenza con Andrea Benetil, sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Noi invece andiamo ad Arzignano, dove partono i lavori di riqualificazione della piazza del quartiere Tezze. Iniziati i lavori di completamento del centro di Tezze ad Arzignano, in modo particolare di riqualificazione della piazzetta in via Roma. L'obiettivo dell'amministrazione è di renderla più fruibile e funzionale, in continuità con il primo stralcio già eseguito. Si tratta di un secondo stralcio del programma già iniziato nel 2018, che prevedeva in generale la riqualificazione dell'intera via Roma per trasformarla in una piazza aperta, in modo che anche il centro storico della frazione potesse avere uno spazio urbano vissuto come piazza dai cittadini. Con questi lavori cercheremo di renderla più fruibile, funzionale e anche elegante, proprio in continuità di lavori fatti qualche anno fa vicino appunto nella piazza dove c'è il monumento dei caduti. I lavori dureranno qualche mese, ma stiamo cercando appunto di velocizzare per evitare disagio alla popolazione. Questi lavori dimostrano l'attenzione che abbiamo verso le frazioni e in modo particolare anche per Tezze, che è una frazione popolosa e vivace.
Per l'intervento verranno riproposti gli stessi materiali già utilizzati nel primo stralcio e interesserà l'intera area compresa tra l'incrocio di via Roma con via Broglia, via Borgo e via Chiesa Nuova. Il progetto, per l'importo complessivo di 200.000 euro, è finanziato con fondi propri dell'ente e la fine dei lavori è prevista entro l'estate 2023. Da Arzignano ci spostiamo a Piazzola sul Brenta, quindi dal Vicentino ci spostiamo nel Padovano per l'inaugurazione di un nuovo ecocentro intercomunale. Avrà anche un'area dedicata al riuso dove gli utenti possono portare beni che non utilizzano più da reimmettere sul mercato. Ecco il nuovo centro intercomunale per la raccolta dei rifiuti inaugurato a Piazzola sul Brenta. Il centro, che si aggiunge ai 44 sparsi nel territorio servito da Etra, punta ad aumentare la percentuale di recupero e riciclo dei materiali per raggiungere l'obiettivo dell'84% di rifiuto differenziato indicato dalla Regione per il 2030. Nel 2022 i comuni serviti da Etra hanno raggiunto una percentuale già ragguardevole, il 76,5%, ben al di sopra della media italiana. Costato 1,9 milioni di euro e realizzato in 12 mesi, il centro servirà 4 comuni: Piazzola sul Brenta, Limena, Villafranca Padovana e Campodoro. Sono stati invece rimodulati e riorganizzati dopo la pandemia i servizi offerti dall'ambulatorio della Croce Rossa di Bassano. Nuovi obiettivi per l'ambulatorio medico-infermieristico della Croce Rossa, da 48 anni aperto in piazza Terraglio a Bassano. Dopo la pandemia i servizi offerti dalla struttura sono stati ripensati e rimodulati, ampliando anche molte offerte. Ci siamo sostanzialmente trovati a redigere una nuova carta dei servizi, andando effettivamente a capire dove servono le attività di Croce Rossa, dove effettivamente c'è il bisogno della popolazione da questo punto di vista, che è un bisogno sia sanitario che sociale. Non è una sostituzione a quella che è l'attività del medico di base o dell'azienda sanitaria, ma vuole essere un supporto per la parte salute di base, quindi misurazione dei parametri piuttosto che iniezioni, piuttosto che consulenze mediche specialistiche. Restano fondamentali la collaborazione e il lavoro di squadra con tutti i comuni del comprensorio. Chiediamo che venga pubblicizzato questo servizio, questa attività presso i loro comuni attraverso gli assistenti sociali, attraverso i servizi sociali, in modo da prendere anche quella parte di popolazione che non siamo ancora riusciti ad agganciare. Ecco, e poi è attivo anche 2 giorni al mese uno sportello specifico. Con la riorganizzazione siamo riusciti, con personale formato appositamente, ad aprire il nostro sportello sociale all'interno dell'ambulatorio 2 volte al mese, una volta ogni 15 giorni. Un servizio importante visto anche l'aumento di anziani in città, che riesce a seguire anche chi non ha ancora un medico di base, a cominciare dai cittadini stranieri. Grazie a una convenzione che è in essere con l'azienda dal 2007, questo ambulatorio sostanzialmente svolge questo tipo di attività, rilasciando ricette mediche, insomma facendo di fatto il medico di base per questi pazienti. Ed ora ci spostiamo a Padova per raccontarvi della chiusura di un negozio storico, a suo modo, per molte generazioni di padovani, e non solo, perché era un luogo in cui ci si recava, per così dire, in pellegrinaggio, dove si trovavano dischi che non si trovavano da altre parti. Non è una scelta economica, perché stiamo lavorando ancora molto bene. È una scelta di età, di sopraggiunti limiti di età, nel senso che io ho 75 anni, il mio socio ne ha 71, e abbiamo deciso di chiudere l'attività perché insomma è un momento che abbiamo 50 anni che siamo qui e credo sia giunto il momento. Nelle parole di Maurizio Boldrin, le ragioni della chiusura dello storico negozio di dischi padovano 23 di via Vescovado. Dopo 50 anni chiude una delle attività più iconiche di Padova. Con le sue fascette bianche sui dischi e CD ha affrontato molti cambiamenti, prima i vinili, poi le cassette, i compact disc, per poi tornare a dove tutto era iniziato. Sono passati attori, sono passati musicisti, è stato bellissimo, siamo partiti, pensa, 50 anni fa dal vinile e terminiamo adesso con il vinile un'altra volta, quindi abbiamo visto passare il CD, abbiamo visto passare la musica liquida e siamo tornati al vinile come una volta.
Il 23 dischi è stato dal 1973 meta di appassionati e collezionisti, ma anche di artisti. E l'ultimo è stato Diane Kroll, tra l'altro carinissima, è stata un'ora qui dentro con noi, era felice di essere qui, ci ha fatto lei le foto a noi, incredibile. E poi il personaggio che io ricordo con grande piacere è stato Roger Daltrey, il cantante degli Who, che è stato qui e ci ha fatto i complimenti, è stato anche lui molto gentile. E poi sono passati negli anni ovviamente tantissimi attori, Albanese, Lella Costa, tantissimi. La notizia è stata accolta dagli amanti del vinile come un lutto e sia di persona che sui social in molti hanno voluto ricordare uno dei luoghi di riferimento per la musica in città. L'affetto dei clienti, perché è diventata una grande famiglia in tutti questi anni. E i clienti hanno dimostrato un affetto pazzesco, quindi insomma sono felice per questo. Un'altra storia invece è quella dell'artista veneto, dell'artista bassanese Severino Morlin, che è stato contattato dal Quirinale. Sentiamo perché. Un ritratto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dal Ponte Vecchio è arrivato fino a Roma. E dal Quirinale è partita una telefonata che ha commosso l'artista bassanese Severino Morlin, autore del quadro. Da una parte del telefono lui, dall'altra la segretaria del Capo di Stato, che ha portato i saluti e i complimenti di Mattarella. Per me è soddisfazione l'ultima telefonata, finalmente trovo Severino Morlin, perché ero all'ospedale, trovo la moglie, il figlio, vai a parlare con Severino. Chi l'ha chiamata? Una segretaria del Presidente. E insomma mi ha dato soddisfazione, si fa sentire andando avanti ancora che tu sei tanto impegnato. Ecco, mio caro, che veramente sembra una foto, lo vedete anche voi, no? Qua. Insomma, mi sono impegnato dopo con una certa esperienza Ed ora parliamo del Festival del Teatro Contemporaneo che si svolge a Treviso. Andiamo dal Monaco. Tanti spettacoli, 4 spettacoli importanti, più uno spettacolo visita guidata all'interno del teatro, più i laboratori che abbiamo fatto con la cittadinanza, che hanno prodotto degli spettacoli di drammaturgia, di performance nello spazio pubblico, di cos'altro. Di coinvolgimento anche della cittadinanza per la creazione di uno spettacolo ad hoc, quindi spettacoli scelti da noi in quanto direttori e direttrici artistiche, ma anche processi creativi, quindi laboratori aperti alla cittadinanza per coinvolgere tutta la città a venire non solo a vedere il teatro ma anche a farlo, più anche feste e appuntamenti in centro a Treviso per non solo vedere e fare il teatro ma anche parlare di teatro. Un festival che per 2 settimane riporta il teatro al centro delle attività cittadine, una Treviso sempre più culturale. Un bellissimo evento, bellissimo anche il nome, Gioiosa Amorosa, perché richiama molto la nostra Treviso, fatto da dei ragazzi che lavorano in giro per l'Italia e che riportano qua ciò che fanno e ciò che imparano in giro per l'Italia, come detto. E quindi per noi è sicuramente una grande soddisfazione vedere cosa ci sarà diffuso nel territorio, anche in diversi locali del centro, e questo ci rende molto felici. Un teatro giovane che abbraccia diversi linguaggi. Il festival di Gioiosa Amorosa apre di fatto le porte del teatro, anzi porta il teatro fuori, quindi in città, in altri posti. Ci crediamo fortemente in questo progetto, tant'è vero che abbiamo aumentato anche la nostra partecipazione nelle produzioni, cioè coproduciamo insieme agli organizzatori del festival. E un altro spettacolo inclusivo per i bambini è quello che oramai da 20 anni si svolge in un istituto primario. Vediamo. Diamo l'opportunità a tutti i bambini di partecipare, di avere una loro parte, di avere un loro spazio e quindi anche così in base alle loro diversità si uniscono e fanno un qualcosa insieme. Il tema del mare e della sua salvaguardia, quello scelto per quest'anno. Fondali marini, spiagge e palme da disegnare per comporre la scenografia e costumi a tema che i bambini preparano con l'aiuto di insegnanti, educatori e genitori. Questo progetto coinvolge tutte le classi del plesso, ognuno ha una sua caratteristica e un suo compito ben preciso. Questo fa parte di un progetto che noi ormai mettiamo in atto da
più di 20 anni e proprio serve per coinvolgere tutti i bambini della scuola. 37 i piccoli attori di quest'anno, 160 tutti quelli coinvolti nello spettacolo, tra canzoni e coreografie. Attraverso il teatro, i bambini hanno la possibilità di confrontarsi con un pubblico e gestire così emozioni e paure. Sono bambini che magari da un punto di vista prettamente così didattico sono un po' pigri quando devono darsi da fare per questa rappresentazione teatrale, sono attivissimi, sono anche molto felici di farlo. E ora andiamo a Campese per vedere le novità che ci sono in quest'area di Bassano del Grappa per quello che riguarda la sanità. Finalmente, dopo anni di richieste e sollecitazioni da parte dei residenti, a Campese è arrivata una nuova farmacia che va a sostituire il dispensario farmaceutico che cercava di sopperire alle necessità di chi vive nel quartiere a nord di Bassano. È un servizio utile alle persone, non solo anziani o non autosufficienti che abitano qui intorno, ma anche a tutte le persone del circondario. Contestualmente è stato presentato dal Comitato di Frazione Campese il nuovo defibrillatore, voluto fortemente dai volontari, posizionato accanto alla farmacia. Abbiamo aderito al bando Generazioni Solidali e abbiamo vinto questo progetto in cui la Regione ha messo a disposizione 30.000 euro per iniziative a favore di anziani e di ragazzi. Il Comune ha copartecipato con una cifra altrettanto importante e io come assessore sociale ho deciso di coinvolgere tutti i quartieri della città. Da medico ritengo sia una cosa molto importante averlo perché appunto si possono salvare vite umane. Adesso proporrò dei corsi perché è importante anche saperli usare. Il progetto è molto utile per quello che può riguardare soprattutto il nostro paese, perché il defibrillatore è una cosa importante, nel senso che avendo tanti anziani e comunque questo è un punto strategico, in modo che qualsiasi dovesse avere il bisogno, speriamo di no, ma ci sia questa possibilità di intervento. C'è un lutto nel mondo della medicina, è scomparso a Padova all'età di 90 anni il professor Luigi Chieco Bianchi, ritenuto uno dei padri dell'oncologia moderna. Ne ha dato notizia all'Università di Padova, dove Chieco Bianchi era stato docente di oncologia dal 1975 al 2005, dirigendo fino al 1986 l'Istituto di Oncologia da lui fondato. Chieco Bianchi è stato anche il coordinatore del Centro Oncologico Regionale, presidente della Società Italiana di Cancerologia e componente di comitati tecnico-scientifici per la valutazione di programmi di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità. Le esequie saranno celebrate oggi alle 17 nella chiesa di Santa Croce. Martedì 27, sempre nel pomeriggio, si terrà nel cortile di Palazzo Bo il rito accademico con l'alzabandiera. Era questa l'ultima notizia di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa. A seguire il telegiornale di Vicenza. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.